Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Catania STM parte la nuova era con 5 miliardi di investimenti entro il 2037. La bella notizia funestata all'incidente sul lavoro di ieri, vittima una dipendente rimasta gravemente ustionata al volto da un getto d'acido. Altro incidente a San Cataldo, operaio cade al tetto di una palazzina, è grave. Mafia e affari, blitz dei carabinieri contro la famiglia mafiosa di Partanna, nuovo arresto per Giovanni Luppino, l'autista di Messina Denaro, già condannato a 9 anni, è accusato di aver chiesto il pizzo per conto del boss, allora latitante, 5 provvedimenti cautelari. Strage di Monreale, convalidato il fermo di Samuele Acquisto, è accusato di concorso in strage, gli investigatori cercano adesso un terzo complice. Catania Baby Gang indagato, aveva videochiamato il rapper detenuto Nico Pandetta durante un concerto alla Playa. Aperte 2 inchieste per accertare le cause della collisione dei 2 aerei delle Frecce Tricolori nell'esibizione a Pantelleria. Sta bene il pilota portato in ospedale. La Sicilia cresce, a dirlo gli ultimi dati Svimez, a trainare l'occupazione l'industria seguita dall'edilizia e dal terziario, ma faticano a trovare lavoro giovani e donne. Calcio, il Catania batte il Potenza e accede alla fase nazionale dei play-off, un doppio miracolo di Dini, salva i rossazzurri, poi ci pensa il solito inglese. Oggi alle 12:30 il sorteggio per conoscere il prossimo avversario. Bentrovati, in apertura notizie che arrivano dalla STM, ce n'è una buona, cioè la nuova era che parte con 5 miliardi di investimenti entro il 2037, una notizia che però viene funestata dall'incidente sul lavoro avvenuto ieri proprio nel sito di Catania della STM, dove una dipendente, una donna, è rimasta ustionata al volto ed è in prognosi riservata, anche se non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi. Sentiamo il servizio di Tonino De Mana. È stata colpita in faccia, al collo e al torace da un improvviso getto d'acido e si trova ricoverata al Cannizzaro. L'ennesimo incidente sul lavoro coinvolge questa volta la ST Microelectronics, luogo simbolo del sistema produttivo catanese. La dipendente, che stava operando con un acido nel reparto EPI, noto come quarzeria, è stata trasportata in codice rosso e si trova ricoverata in rianimazione. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 10:30, è segnalato da alcuni colleghi al numero unico di emergenza 112. Presenti sul posto, oltre ai soccorritori, gli agenti della Questura di Catania, personale dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASP. Non si è fatta attendere la replica dei sindacati, che invocano sicurezza ed esprimono solidarietà all'operaia rimasta ustionata. Intanto a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato firmato l'accordo per sancire definitivamente l'arrivo dei finanziamenti pubblici a STM. Una somma che viene stanziata per la ST di Catania, parliamo di 300 milioni di euro, che si aggiungono ai 2 miliardi di euro già stanziati dal Ministero del Made in Italy. Questo investimento dovrà essere anche in qualche maniera monitorato, perché noi vogliamo che queste ingenti somme non servano solamente a uno sviluppo industriale, che è sicuramente importante, ma servono anche alla salvaguardia del perimetro occupazionale dello stabilimento di Catania. Per la regione siciliana erano presenti l'assessore all'economia Dagnino e l'assessore alle attività produttive Tamaio. E un altro incidente sul lavoro si è verificato in provincia di Caltanissetta, dove un giovane che stava lavorando sul tetto di una palazzina è caduto da oltre 10 metri di altezza. Si tratta di un operaio di 23 anni ed è in prognosi riservata. Rita Cinardi. È in gravi condizioni un giovane operaio di 23 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro questa mattina mentre lavorava sul tetto di una palazzina di 4 piani a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Il 23enne di Sommatino è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, il giovane era riverso in una pozza di sangue, privo di coscienza. È stato immediatamente condotto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove dagli esami diagnostici sarebbero emerse diverse fratture, oltre che la rottura della milza. Il 23enne, dopo essere stato intubato, è stato condotto in sala operatoria, dove dovrà essere sottoposto a un lungo intervento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Dall'inizio dell'anno gli incidenti sul lavoro in Sicilia sono aumentati drammaticamente. Come riferito dalla segretaria generale della UIL di Catania, Enza Meli, le denunce di infortuni da gennaio a marzo sono state 1845, mentre nello stesso trimestre dello scorso anno erano state circa 100 in meno. Catania svetta
retta in testa alla classifica, seguita da Palermo e Messina, mentre Enna all'ultimo posto. 15 i casi di morte sul lavoro da inizio anno e tra questi 3 braccianti di Adrano, morti il 17 marzo sulla Catania-Ragusa, dove erano rimasti gravemente feriti altri operai agricoli. E un giovane di Acireale, Giulio Massimino, di 20 anni, studente di agricoltura a Catania, è morto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che conduce al rifugio Citelli, in territorio di Sant'Alfio. Fatale lo scontro frontale tra la sua moto e un'auto, una Fiat Panda. Nel rispetto della sua prematura e tragica scomparsa, assieme a quella di altri studenti dell'Ateneo di Catania, li citiamo: Carlo Laverde del Dipartimento di Economia e Imprese e di Roberta Campagna del Dipartimento di Scienze del Farmaco, le gare del Palio d'Ateneo previste a Catania oggi e domani si svolgeranno senza tifoseria e con toni moderati. E adesso parliamo di mafia e affari. C'è stato un blitz dei carabinieri nel Belice, colpita la famiglia mafiosa di Partanna. Tra i destinatari della misura cautelare anche Giovanni Luppino, l'autista di Messina Denaro, ora deceduto e già condannato. Avrebbe chiesto il pizzo per aiutare economicamente il boss, allora latitante. Laura Spanò. Colpite nella notte la famiglia mafiosa di Partanna, da sempre legata a quella dei Messina Denaro. 5 le persone fermate, 3 finiscono in carcere per 2 obbligo di dimora. Il blitz è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Trapani e coordinato dalla DTA di Palermo. Nel corso delle perquisizioni trovate armi e soldi in contanti. Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere raggiunge Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro, arrestato con il padrino nel gennaio 2023 davanti alla clinica La Maddalena di Palermo. Luppino è stato condannato a 9 anni e 3 mesi di carcere in primo grado. Dalla nuova indagine emerge che avrebbe cercato di estorcere denaro ad un imprenditore del settore oleario per garantire il sostegno economico all'allora latitante. Gli investigatori hanno riscontrato quella che viene definita una convergenza di illeciti interessi tra esponenti di spicco della famiglia mafiosa e imprenditori del settore edile o oleario per il controllo delle attività imprenditoriali. I mafiosi sarebbero riusciti a turbare la procedura indetta dal Tribunale di Sciacca per l'acquisizione di un capannone industriale, controllavano l'aggiudicazione di commesse pubbliche, risolvevano controversie fra privati e imponevano assunzioni di familiari nelle imprese. Abbiamo aperto questo nostro telegiornale parlandovi di 2 gravi incidenti sul lavoro. Bene, se ne aggiunge un altro episodio appena battuto dall'agenzia ANSA. Un operaio di 30 anni è rimasto gravemente ferito mentre per conto di una ditta esterna stava lavorando nel sito dell'industria dolciaria della Dolphin a Riposto. L'uomo sarebbe precipitato da un lucernario che stava riparando. È stato soccorso al personale del 118 ed è stato trasferito in elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania. Avremo maggiori notizie nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E adesso si allarga ancora l'inchiesta sulla strage di Monreale, continua. È stato intanto convalidato il fermo di Samuele Acquisto, il giovane accusato in concorso di strage. Gli investigatori adesso stanno cercando un terzo complice. Marco Gulla. Aveva detto di non aver sparato e di non aver nemmeno partecipato alla rissa che ha poi scaturito la strage di Monreale, ma in realtà le dichiarazioni di 8 testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza di via Benedetto d'Acquisto attestano il contrario. Il GIP di Palermo ha così convalidato il fermo di Samuele Acquisto, il ragazzo di 18 anni dello Zen coinvolto nella sparatoria di Monreale, costata la vita a 3 ventenni. Il giudice ha disposto per il giovane la misura della custodia cautelare in carcere. Acquisto, che è accusato di concorso e strage, avrebbe incitato anche l'amico Salvatore Calvaruso, il primo ad essere arrestato, a far fuoco sulla folla. Con lui poi si sarebbe allontanato in moto dal luogo della sparatoria. Acquisto si trova in una cella in isolamento del carcere Pagliarelli. Nel frattempo proseguono le indagini per risalire al terzo responsabile della sparatoria, il giovane che insieme a Calvaruso ha fatto fuoco. In tutto sono stati esplosi 20 colpi. Gli investigatori cercano un ragazzo alto e con barba folta nera, anche lui residente allo Zen. La maggior parte della comunità del quartiere popolare palermitano però non sta agevolando le indagini, un quartiere chiuso e a tratti invalicabile che ostacola il lavoro anche della stampa. Minacciata di morte una troupe televisiva che stava realizzando una diretta dallo Zen. Videochiamata Nico Pandetta durante il concerto del 1° maggio alla Playa di Catania. Ha indagato il trapper Baby Gang, è stato sequestrato anche il suo cellulare. Luca Ciliberti.
Ogni volta che si parla di rap e di violenza, il nome di Baby Gang è il primo a spuntare fuori. Nell'ottobre del 22 venne coinvolta insieme al trapper Simba La Rue in una rissa tra gang ed è stata accusata di violenza e sparatorie in corso Como a Milano. Condannato nel 2023 a 5 anni e 2 mesi di carcere, pena ridotta in appello a 2 anni e 9 mesi nel 2024. Proprio per questo provvedimento Baby Gang non avrebbe dovuto essere a Catania sul palco della Playa lo scorso 1 maggio in occasione del One Day Music Festival. Ma nonostante ciò, per sfidare ancora la legge, il trapper italo-marocchino, prima della sua esibizione davanti a oltre 20.000 spettatori, ha mostrato una videochiamata con il collega Nico Pandetta, nipote del capomafia Turi Cappello, in carcere a Rossano Calabro, dove sta scontando una condanna per spaccio di droga. Mio fratello lo chiamava nel video diventato virale. Episodi che la procura di Catania non ha sottovalutato, così Baby Gang oggi è indagato in concorso per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, aggravato dall'aver favorito la mafia e per aver violato la sorveglianza speciale. Gli agenti della squadra mobile della questura di Lecco, in collaborazione con i colleghi di Catania, hanno eseguito a Calolzio Corte, in provincia di Lecco, paese di residenza di Baby Gang, un decreto di perquisizione e hanno sequestrato lo smartphone dell'artista, che nei prossimi giorni verrà sottoposto ad accertamenti. La polizia gli ha anche notificato un divieto di obbligo di dimora a Catania per i prossimi 4 anni. Non è ancora chiaro se la videochiamata sul palco con Pandetta fosse in diretta o registrata o fosse un antico video memorizzato. Nella cella di Pandetta intanto è stato trovato e sequestrato uno smartphone. Adesso il trapper catanese rischia fino a 4 anni di aggravamento di pena. 2 catanesi in trasferta sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Patti per truffa aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. I 2 avevano tentato di raggirare un'anziana con la nota tecnica del finto carabiniere. Nelle concitate fasi della fuga uno dei catanesi ha investito un militare dell'arma. La refurtiva è stata recuperata e consegnata alla legittima proprietaria. Si cerca di fare luce sulle cause che hanno portato alla collisione dei velivoli durante l'esibizione delle frecce tricolori a Pantelleria. 2 le inchieste che sono state aperte. Simona Mazzona. Sull'incidente in volo a Pantelleria tra gli aerei delle frecce tricolori sono state aperte 2 inchieste, una condotta dalla Procura di Marsala, l'altra da quella militare di Napoli. Si stanno valutando diverse ipotesi, tra cui la possibilità di un bird strike, cioè l'impatto contro un uccello o uno stormo, un guasto tecnico o una distrazione che ha fatto perdere il controllo al pilota. Del resto i 4 aerei in volo erano impegnati in una delle manovre più complesse dell'esibizione. L'aeronautica militare evidenzia in una nota una separazione anomala della formazione durante la manovra del cardioide che ha imposto l'interruzione del programma acrobatico. Il pubblico con il naso all'insù ammira l'esibizione a Pantelleria all'indomani dello spettacolo a Catania. Poi succede qualcosa, uno dei velivoli sbanda, ne tocca un altro e un terzo aereo viene sfiorato. Uno dei piloti, il 32enne Luca Battistoni, ha un problema al ruotino anteriore e la sua corsa finisce fuori pista su un dislivello erboso. Viene subito trasportato in ospedale, riporta traumi alle gambe ma sta bene, mentre gli altri 3 mezzi atterrano. Poteva essere una tragedia, dicono in molti tra i presenti. Sull'accaduto indagano anche i carabinieri del comando provinciale di Trapani, che sin da subito hanno raccolto testimonianze e video realizzati da alcuni partecipanti all'esibizione. I 3 mezzi attualmente restano fermi all'aeroporto di Pantelleria, anche quello con l'ala danneggiata, in attesa di eventuali accertamenti disposti dai magistrati. Brevissima pausa, ci ritroviamo qui tra pochissimo. Due suicidi di 2 detenuti sono stati sventati dalla polizia penitenziaria nel carcere di Trapani, lo dice il segretario del SINAP Rocco Parrinello. Un detenuto con problemi psichiatrici ha tentato di impiccarsi, fortunatamente il poliziotto che era addetto al controllo nel giro di ispezione ha notato qualcosa di strano e ha lanciato l'allarme. I sanitari sono riusciti a rianimarlo. Una scena che si era ripetuta alcuni giorni fa anche con un altro detenuto. Anche lui si era legato al collo del vestiario, in dotazione un cappio al collo e si voleva impiccare.
Cambiamo argomento. La Sicilia, il prodotto interno lordo della Sicilia cresce più di quello del centro-nord, lo dicono i dati Svimez nel rapporto che sarà presentato tra pochi giorni all'ARS. La crescita prevista per il 2025 è quella dello 0,6% dopo un 2024 che l'ha vista registrare come regione italiana col più alto tasso di crescita, ma rimangono molte criticità. Orazio Longo. La Sicilia cresce, lo dice lo Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, un trend che si conferma rispetto agli ultimi anni. Nel 2023 e nel 2024 il PIL, il prodotto interno lordo, ha superato la media nazionale. Per quest'anno la previsione di crescita è dello 0,6%, rimanendo la Sicilia la regione più dinamica del Mezzogiorno insieme alla Campania. Il dato dell'occupazione ha registrato un incremento del 13% con 174.000 occupati in più, anche se rimane un forte divario rispetto alla media europea. A trainare l'occupazione è l'industria, seguita dall'edilizia e dal terziario, in calo i laboratori agricoli anche se cresce l'agroalimentare, in ascesa anche i settori dell'istruzione, della sanità, del turismo e del terziario avanzato. L'analisi Svimez sugli ecosistemi industriali certifica 3 specializzazioni strategiche per la nostra isola: l'agribusiness, l'elettronica, localizzata prevalentemente nell'Etna Valley, e il sistema socioassistenziale. L'occupazione giovanile è aumentata di 55.000 unità in 5 anni, il 35% di questi nuovi occupati si concentra a Catania e il 21% a Palermo. La media rimane comunque al di sotto di quella italiana ed europea. Gli under 35 inoccupati e fuori dai percorsi formativi sono circa 300.000. Sono aumentati i laureati che trovano lavoro entro 3 anni dal conseguimento del titolo. Il tasso di occupazione femminile si attesta al 35%, inferiore rispetto al centro-nord e alla media europea. Rimane anche il gap salariale, con le donne siciliane che guadagnano mediamente il 69% di quanto guadagnano i colleghi uomini. Più donne sono anche quelle che lasciano l'isola, quasi il 50% contro il 35% degli uomini. Infine i consumi. Il 37% delle famiglie siciliane si colloca nella classe di reddito più bassa, a differenza del 20% delle famiglie italiane e del 34% di quelle del Mezzogiorno. Adesso ancora una pausa e poi il calcio, parleremo della partita di ieri del Catania. A tra poco. Ed eccoci al calcio. Il Catania batte il Potenza e accede alla fase nazionale dei play-off. Un doppio miracolo di Dini salva i rossazzurri, poi ci pensa il solito inglese. Oggi alle 12:30 il sorteggio per conoscere il prossimo avversario da evitare, il Pescara. Tonino De Mano. Nel segno di Dini e inglese, il Catania batte ancora il Potenza e vola alla fase nazionale dei play-off. Davanti ai quasi 14.000 del Massimino, gli etnei bissano il successo del Viviani sbattendo contro un super Alastra, per poi ringraziare Dini, protagonista ad una manciata di minuti dal termine di una doppia parata che vale più di un gol. Toscano sceglie Stoppa per sostituire l'infortunato Lunetta, per il resto conferma lo stesso 11 vittorioso contro il Giuliano. Analogo ragionamento per il tecnico dei Lucani De Giorgio. La gara va a strappi, più intraprendente il Catania che si rende più volte pericoloso dalle parti di Alastra, che alla fine risulterà uno dei migliori in campo. Il Potenza non sta a guardare, deve vincere per qualificarsi e si affida alle sortite di Pedrungaro. Dini vola sulla sua sinistra e disinnesca il pericolo. Nel finale di primo tempo si rivede il Catania che sbatte però contro Alastra. La ripresa si apre con lo stesso canovaccio dei primi 45 minuti, ancora Catania che spinge e va alla conclusione, in entrambi i casi alta con Gimenez e Inglese. Potenza che ribatte con l'instancabile Pedrungaro. Finale non adatto ai deboli di cuore. Al minuto 82 Celli tocca il pallone in area di rigore ed Allegretta indica subito il dischetto. Trema il Massimino, ma ci pensa Dini che prima respinge il tiro di Caturano e poi si ripete sulla conclusione a botta sicura di Schimmenti. Scampato il pericolo, il Catania passa neanche a dirlo con Inglese. Al minuto 88 Dal Monte crossa per il centravanti che di testa non lascia scampo ad Alastra. Finisce 1-0 e con il Catania che riceve l'abbraccio del suo pubblico. E domenica si torna al Massimino con i rossazzurri che a pranzo conosceranno il nome dell'avversario. Questa la rosa degli sfidanti: Feralpi Salò, Torres, Monopoli, Rimini e Pescara. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata, prossimo appuntamento alle 14. Adesso c'è la rassegna stampa.